Va ora in onda Bianco, Rosso e... in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier e la Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori. Buongiorno e benvenuti a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di RC Radio Conegliano da parte di Claudia. E un benvenuto anche da parte di Karen a tutte le telespettatrici e i telespettatori di Veneto Globe. Bentornati alla trasmissione Bianco, Rosso e... E di che cosa parleremo oggi, Claudia? Ma visto che nelle puntate scorse abbiamo parlato di vinificazione in rosso, colore del vino rosso, del nostro caro antenato Raboso. Mamma mia, e dopo tutto questo parlare di rosso, direi che potremmo in questo momento di fascino raccontarvi di un elemento che con il vino veramente va a braccetto, anzi è un partner fondamentale. Diciamo che potrebbe essere la luna di miele per il vino? Eh sì, un momento fondamentale per il vino in cui succedono delle cose. Scambi! Non scendiamo nei particolari, ecco, scabrosi di questo rapporto, ma stiamo parlando semplicemente di legno. Di legno, ecco, una luna di miele, una luna di legno se volete, però dopo avervi raccontato che cosa delle varie vinificazioni, perché vi diciamo in particolare riguarda il vino rosso, perché come voi tutti sapete il vino rosso è quello che si presta maggiormente a questo tipo di affinamento, però questo non esclude perché ci sono anche dei vini bianchi importanti che possono sia fermentare che poi anche affinare magari per minor tempo in legno, e qui in questo momento di scambio, di affinamento, il vino comincia un po' più a prendere forma, comincia a smussare alcune sue caratteristiche, come per esempio una maggiore stabilizzazione di quello che è il colore o di altre sue componenti. Vi abbiamo parlato spesso di tannini, una cessione e anche un'assunzione di sostanze che poi vengono dal legno e una piccola microossigenazione data appunto alla porosità del legno che consente proprio questa lenta evoluzione. Ma non solo, perché una nota importante che viene lasciata dal passaggio in legno è quell'evoluzione di aromi. Facciamo un breve ripasso, cosa dici Karen? Sì. Vi ricordate che quando abbiamo parlato di sentori, di aromi, vi abbiamo iniziato a dire che ci sono i primari, i secondari, che sono dati a seconda dal vitigno, dal terreno, dal tipo di vinificazione, e sono quei profumi freschi, di frutta fresca, di fiori, minerali, di erbette aromatiche. E il legno cosa dà? Dà l'evoluzione, dà quei profumi cosiddetti terziari, e quindi vi ricordiamo quelle spezie, quegli aromi pepati, quegli aromi vaniglia, piuttosto che di frutta che ha macerato, quindi un'evoluzione anche in quel senso, potrebbero essere composte, marmellate, piuttosto che frutta sotto spirito, cuoio, insomma tabacco, legno stesso, quindi un'evoluzione degli aromi, e poi ovviamente anche degli aromi di bocca che appunto subiranno anche questi un'evoluzione, prendendo anche il vino un corpo, un'eleganza, una raffinatezza nettamente diversa. Diciamo che i grandi vini hanno tutti sicuramente un passaggio in legno. E poi vedremo insomma che dipende dal legno e legno, però sicuramente l'impronta del legno si sente, la possiamo riconoscere, come ci diceva Claudia, subito già dall'olfatto. Quando noi mettiamo il naso in un bicchiere di vino e cominciamo a sentire questo profumo di vaniglia, il cosiddetto boisé, che tu Claudia che sei la nostra francofona di fiducia, insomma praticamente è come dire sento odor di legno fondamentalmente, quindi lo sentiamo già dal naso, e questo per esempio già ci dice sento odore di barrique, quindi sento l'odore di di un legno che è particolarmente preponderante, ma non solo, poi vedremo insomma le diverse forme del legno possono dare sentori diversi.
diversi. Perché diciamo che proprio il legno dà la sua aroma? Perché nella produzione delle varie botti ci sono anche dei sistemi di tostatura, quindi deve essere sottoposto al calore il legno per poter prendere determinate forme. Esatto. E quindi può essere bruciacchiato, Sì. appena. È un'arte. Quindi come la tostatura, come tostiamo il caffè, avete mai sentito ecco, il profumo Esatto. del caffè tostato? Ecco, allo stesso modo la tostatura del legno può dare più o meno aromi al legno, per non parlare poi appunto di quanto grande è la botte. E qua Claudia dobbiamo rispondere alla classica domanda se le dimensioni contano, e qua in questo caso contano. Ahimè per noi sì. Sì, però nella botte piccola, giusto? Quindi partiamo dalla base, quindi Sì, partiamo dalla piccolo. barrique piccola. Sì, che è anche forse quella un po' più nobile, il suono, sembra un po' anche la più longeva, direi, forse. È quella che incontrate fondamentalmente nelle cosiddette barricaie, nelle cantine. Esatto. Sono un po' più piccole e un po' più alla portata, le potete quasi chiamare per nome, sentirne il profumo, mentre poi ci sono quelle un pochino più grandi. Insomma, la barrique poco più di 200 litri, insomma, devo dire che dà una particolare importanza al vino, proprio perché la superficie di scambio è maggiore, cioè lì abbiamo un piccolo volume di vino per una piccola superficie, quindi ci sarà più vino interessato dallo scambio del legno piuttosto di quando avremo una botte molto molto grande, quindi il volume del vino sarà maggiore. In più il vino, diciamo, all'interno delle barrique, una volta che fa il suo passaggio, poi cosa succede, Claudia? Non è detto che finisce lì, No, infatti la storia del legno. Esatto, perché appunto a seconda delle superfici e dei volumi delle nostre botti, possiamo definirle così, poi vedremo che per ogni misura c'è un nome particolare, comunque chiamiamole genericamente botti. Ecco, per le nostre botti dobbiamo stare attenti non solo al loro volume, ma soprattutto alla loro età, vero Karen? Perché è molto importante sapere se la botte è nuova o è già stata utilizzata, perché parlando di legno, il legno è una materia tutto sommato viva, porosa, che quindi cede ma anche prende sostanze. Ciò vuol dire che se una botte è nuova darà una sensazione di legno molto più vivida rispetto a una botte già utilizzata. Certo. Ma bisognerà stare anche attenti e farsi dire, quando si parla di legno non nuovo, quindi già utilizzato, da dove arriva questo legno, perché possiamo parlare di botti che sono state utilizzate per fare lo stesso vino per tutta la loro vita, però possiamo parlare anche di botti che sono state impiegate per, che ne so, fare ad esempio dei vini liquorosi, fare dei distillati. Ecco, queste botti avranno assunto delle caratteristiche non tipiche del vino che andrà messo lì dentro per maturare, e quindi lasceranno delle sostanze a volte preponderanti rispetto a quella che è la caratteristica iniziale del nostro vino, piuttosto che potranno arricchire con degli aromi che non sono tipici di un vino, ma bensì di un distillato piuttosto che di un vino liquoroso. Certo, ecco perché si parla spesso e volentieri anche di diversi passaggi, cioè all'interno di queste barrique non solo il primo passaggio può non essere addirittura anche vino, oppure può essere vino e successivamente negli anni vengono utilizzati più volte per diversi vini, quindi si parla di barrique o altre genericamente botti di primo, secondo, terzo, quarto passaggio. E per quanto tempo durano? Beh, dipende fondamentalmente, le barrique hanno una durata un pochino più limitata nel tempo, quindi qualche passaggio, 3-4 passaggi li possono fare, mentre ci sono delle botti grandi molto più longeve, quindi cominciamo ad alzare un pochino i litri quando passiamo diciamo i
500 litri fino agli 800 litri, allora si può parlare di tonneau. Eccola giusto? qua, Tonneau. Tonneau non è un pesce, ma è una dimensione, una botte. È il nostro nome di oggi, la nostra parola. Tonneau, scritto tonneaux, però, è plurale. Ecco. Più tonni, ecco, ma non è la dimensione più grande, ci possono essere anche botti molto molto grandi, quindi diciamo le cosiddette botti grandi possono superare tranquillamente a quei 1000 litri. Allora qui abbiamo più superficie legnosa, però meno scambio, c'è comunque microossigenazione, c'è più vino fondamentalmente, quindi anche qui l'evoluzione sarà un pochino più limitata per quanto riguarda la cessione degli aromi da parte del legno, quindi il legno in qualche modo protegge, lascia che ci sia una certa, come dire, evoluzione, ma senza andare a imprimere troppo le sue caratteristiche, quindi dipende che vino abbiamo e che cosa vogliamo. Sì, sempre fate caso a quello che è la base del nostro vino e il progetto del nostro enologo, dove vuole arrivare, quindi se si vorrà dare una nota un po' più importante di legno o se si vorrà dare semplicemente una sfumatura, una fine eleganza, anche qui le dimensioni appunto conteranno tantissimo nella scelta della botte da impiegare. Certo, e quanto tempo ci rimane il vino dentro? A seconda, anche questa quanto durano queste lune di miele? C'è chi sta un annetto, c'è chi sta un po' di più, si parla per i vini bianchi, sicuramente c'è un passaggio forse un po' più veloce rispetto ai vini rossi, e quindi poi dipende, ci sono dei disciplinari di produzione, quindi nel caso voi vi chiediate certe tipologie anche più rinomate di vini quanto tempo devono stare in legno, cercate i disciplinari di produzione, c'è scritto questo vino deve permanere in legno per almeno 24 mesi oppure 36 mesi oppure anche di più, quindi ci sono già delle indicazioni. È chiaro che se ci rimane tutto questo tempo, che cosa succede all'interno della nostra piccola barrique? Ci può, rispetto magari a una botte grande, ecco, ci possono essere dei depositi, il vino deve essere rimescolato, quindi batonnage, che è la seconda parola. Ma quante parole francesi che stiamo imparando? Poi il boisé, il tonneau e il battonnage. Praticamente, se fossimo Ercole dovremmo prendere la barrique e dargli una bella scossa, invece ci sono dei bastoni con delle catene fatti apposta per essere inseriti e rimescolare le fette. E per dare una risposta alla tua domanda, perché tante parole francesi oggi, perché comunque uno dei legni più impiegati per la creazione delle botti è appunto legno di origine francese, perché appunto cambiano le dimensioni, cambia il tempo di permanenza, ma cambia anche l'origine del legno. Qui da noi solitamente sono legni che arrivano dalle foreste della Slavonia, che è in Croazia, non è la Slovenia. Mi raccomando, Ecco, di solito si impiega del rovere, però possono essere usati dei diversi legni per dare una nota magari di colore più acceso, più dorato, piuttosto che dei profumi diversi, e proprio in merito a questo io vi lascio con una visita che ho fatto di recente presso una delle grandi aziende produttrici di botti proprio qui della nostra zona, della nostra città, che più che un'azienda a mio parere è una città. È una fabbrica che è aperta 24 ore su 24, operativa sempre, all'interno della quale si è tramandato un mestiere che appunto, come dicevo prima, è più un'arte, perché è sì che il legno scambia poroso, non poroso, però nel crearlo bisogna stare molto attenti alla curvatura delle doghe, piuttosto che non vada persa mai alcuna goccia del nostro vinello. Di tornare un po' indietro nel tempo quando si va a visitare, sì, esatto. E in questa fabbrica, per sottolineare quanto importante è appunto la scelta del legno, e quindi non solo l'area da cui proviene e quindi la foresta, il paese, il legno, ma proprio anche
il terreno da cui è stato ricavato, è stata messa a punto una macchina che è in grado di percepire se la doga che passa attraverso cederà più tannini, piuttosto che renderà il vino più elegante, piuttosto che fine, morbido. Insomma, studiano tutte le doghe per far sì che l'insieme dia delle botti che aiutino in un certo senso il vino che verrà inserito. Wow, allora insomma è come se noi dovessimo scegliere il principe azzurro, avessimo uno strumento che Claudia ci può dire esattamente quello che si adatterà alle nostre caratteristiche. Esatto, perché appunto sappiamo quanto è difficile portare a termine la vinificazione, quindi che cosa possiamo fare? Dobbiamo assolutamente conservare e far maturare il nostro vino in posti adeguati, ecco. Beh, bene, direi che da questo spunto molto romantico, poetico, ma anche di vissuto, di scelta che parte fin dal legno, beh, sembra veramente di parlare di arte, no? Come uno strumento musicale. Permettimi, Karen, il legno va benissimo, fa dei grandi vini, ma l'importante è partire dalla materia. Se non si ha una materia eccellente, non si avrà un vino eccellente neanche dopo il passaggio in legno. Magari si rischierà di avere solo legno e non vino. Va bene, allora dobbiamo imparare a suonare questo strumento con un vino di ottima qualità che poi prenderà ancora di più forma in queste meraviglie di legno. Bene, siamo giunti al termine anche di questa puntata e ci vedremo alla prossima con l'ennesimo argomento, curiosità magari. Ciao! Cin cin! Avete visto ed ascoltato Bianco, Rosso e... in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier e la Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori.